Torna in campo il Calcio Padova femminile, calcio a 5, lo fa ancora da capolista e imbattuta del girone A di Serie A2. È quello che va in scena al palazzetto di Cadona, che è un vero e proprio testacoda, visto che le biancoscudate ospitano il Breganze, fanalino di coda con un solo punto. E la sfida si mette subito bene per il Padova, che dopo meno di 5 minuti trova il vantaggio con questo gran sinistro di Fernandez. Passa un minuto e mezzo, c'è questa bella azione corale conclusa con il destro di Tasca di punta che segna il 2-0. Si prospetta quindi una partita in discesa per il Padova, ma non è così, quantomeno nel primo tempo, visto che il Breganze al settimo riesce a ridurre le distanze, trovare questo gol con Cecchetto, e poi poco dopo, all'8° minuto, c'è troppo campo per Simeoni, che se lo prende tutto, scambia con una compagna e trova il 2-2. Qua il Padova è tramortito, non si aspettava questo pareggio, ci mette un pochino anche per risistemarsi, ma poi fa valere il proprio tasso tecnico ancora con Jessica Fernandez. Questo è un gol meraviglioso da lontanissimo all'incrocio dei pali, stupendo questo gol. Poi guardate cosa succede sul finire del primo tempo, c'è questo primo palo colpito dal Padova, poi l'azione prosegue con Pinto, prova un colpo di tacco, non le riesce bene. Va ancora in avanti il Padova a cercare il pallone, poi con grandissima caparbietà recupera il pallone Tasca, scambia con una compagna e segna a porta vuota. Questo è proprio un gol di carattere per il Padova, che chiude così il primo tempo sul 4-2, poi può amministrare nella ripresa e anche divertirsi ancora con Fernandez. Tripletta dopo 5 minuti nel secondo tempo e partita in discesa. Nel finale arriveranno altri 2 gol. Questo è di Carollo dopo il tiro non respinto bene dal portiere di Tasca, e Carollo segna così il 6-2. Nel finale arriverà anche il timbro di Irene Gesiot per il 7-2 conclusivo. Si gira bene con il destro, batte il portiere, il Padova resta quindi in testa alla classifica, punteggio pieno, 7 vittorie su 7, e al ritorno dalla pausa natalizia avranno anche lo scontro diretto contro l'Audace Verona, seconda in classifica. Per commentare questa vittoria ai nostri microfoni ci sono Irene Gesiot e Jessica Quagliotto. È un'altra vittoria, sì, siamo molto soddisfatte e finora imbattute, quindi speriamo di continuare così e che la pausa natalizia ci porti ancora più voglia di fare bene. E oggi è stata una bella partita, anche il risultato insomma ci dà ragione, ecco, 7-2, quindi siamo molto soddisfatte sicuramente. Sì, all'inizio diciamo abbiamo un po' faticato, ecco, a trovare magari la continuità, infatti siamo arrivati anche ai risultati di parità, però poi siamo riuscite insomma a distaccare l'avversaria in maniera abbastanza importante. Sì, però diciamo che il primo tempo abbiamo un po' sofferto la loro chiusura dietro, perché non riuscivamo appunto a trovare spazi e quindi eravamo un po' nervose, insomma. Il secondo tempo invece molto meglio anche nei fraseggi e nel trovare l'appoggio centrale, e quindi sì, abbiamo sofferto all'inizio, ma insomma poi il secondo tempo sicuramente un altro piglio. Non era semplice, perché appunto siamo abituate magari a disputare le partite domenica pomeriggio, quindi anche trovare la concentrazione essendo un sabato era importante, e quindi siamo soddisfatti del lavoro svolto finora, e adesso continuiamo ad allenarci in vista appunto del ritorno poi a gennaio, che ci aspettano delle partite sicuramente impegnative.